Bene, eccoci alla seconda lezione di napoletano. Adesso parleremo di un grosso problema che abbiamo con la lingua napoletana, che è il suono muto. Esiste una lettera che gli studiosi chiamano suono muto, vocale muta, vocale evanescente, vocale indistinta, non si capisce che roba è il suono con cui finiscono l'80% delle parole napoletane, il suono E. Pascal, Juan, Michele, bottiglia, telefonina, questo suono. Allora, io ho preparato questa simpatica sequenza di parole, la stessa parola, vediamo, perché ognuno poi giustamente ha trovato un suo modo per scrivere, vediamo un po' quale può essere più corretto, ok? Molti la scrivono senza niente, così. Però purtroppo facendo così ci ritroveremmo a leggerla alla italiana, alla toscana. La leggeremmo napolitan. Perché? Perché la sillabo, ecco qua, napolitan, verrebbe spontaneo leggerla così, napolitan, mentre invece a Napoli è napolitan, cioè sono, vi faccio vedere, napolitan, sono 1, 2, 4, sono 5 sillabe, non 4. In italiano diventerebbe napolitan, 4 sillabe, in napoletano invece sono 5, napolitan, sono 5 emissioni vocali. Quindi là, qua ci sta un suono, ci sta una vocale, ma cosa mettere? Bene, qualcuno ha optato, ha detto, visto che cade una lettera, io ci metto un apostrofo e la scrive così. Ci mette un apostrofo. Purtroppo il problema dell'apostrofo è che nel napoletano, visto che è una lingua che fa una contrazione enorme, praticamente ogni parola nel nostro linguaggio parlato viene contratto. Noi togliamo lettere e vocali a destra e a sinistra. E non possiamo ovviamente mettere sempre apostrofo perché ci ritroveremo tipo la scrittura degli antichi babilonesi. Vi ricordate che tutte le asticelle, tutti i bastoncini, per cui non è pratico, dobbiamo trovare un modo più pratico per scriverlo. Questo suono famoso è una lettera che comunque nell'alfabeto fonetico internazionale esiste. È un suono che si chiama schwa, ed è scritto come se fosse una E messa allo specchio e messa al contrario. Questo suono qua, ecco qua, è questo suono qua, questa lettera qua. Questa è la lettera schwa che va in napoletano. Ovviamente c'è un problema. Tecnicamente dovremmo mettere quella là, però è stranissima per il semplice fatto che non siamo abituati a questa lettera, non ce l'abbiamo nemmeno sulle tastiere del computer. Quindi scriverla ci butterebbe fuori di testa. Io ho provato a leggere uno scritto in brindisino, se non sbaglio, in cui appunto si infilavano in tutti i suoni muti, si infilava questa cosa, ed era una cosa pietosa, illeggibile. Non siamo abituati, per cui non possiamo. Qualcuno ha detto, ma visto che è della famiglia delle E, mettiamoci sempre la E. Per cui ci ritroviamo a scrivere ogni volta con la E. Però ogni volta con la E non va bene, perché io sono napoletano e dico, io sono napolitana. Anche mia sorella è napolitana, però lei dovrebbe scrivere io sono napolitana, altrimenti non si torna, non si fa capire. Quindi qual è la soluzione migliore? Quella che hanno optato molti grandi studiosi, Salvatore Giacomo, Bovio, molti grandi, che al femminile mettiamo la A, cioè in italiano c'è sta la A, ci lasciamo la A, al maschile c'è la O e ci lasciamo la O, e al plurale, sia che ci sia la E femminile o la I maschile, va sempre la E. Poi vi dirò come differenziare il plurale maschile e il plurale femminile. Quindi la soluzione è questa qua. La soluzione per scrivere questo suono finale così. Poi questo suono finale l'abbiamo anche in altri contesti e ve ne parlerò in un'altra lezione. Per adesso attenetevi a questo: se è maschile O, se è femminile A, se è plurale o maschile o femminile E. Va bene? Ciao, grazie, buona giornata.